Un prelievo volontario, immediato e temporaneo pari al 10% dello stipendio delle persone che lavorano alle dipendenze dello Stato per finanziare la cassa integrazione guadagni in deroga per i milioni di italiani e di italiane che nelle prossime settimane o nei prossimi mesi subiranno una decurtazione salariale o saranno senza stipendio. Una decisione di questo tipo ha molteplici vantaggi. Il primo è di aumentare domani la capacità di spesa, il livello di consumi della popolazione italiana, perché trasferendo le risorse da chi le potrebbe risparmiare in questo momento a chi le deve spendere per sopravvivere, per arrivare a fine mese, beh, in questo modo aumentiamo la capacità di spesa oggi, riduciamo un po' la capacità di risparmio, ma oggi serve far ripartire l'economia, non far ripartire o consolidare il patrimonio di chi il patrimonio già ce l'ha. In secondo luogo, questa decisione aumenta la coesione sociale perché previene alla radice il rischio che quella parte della società non tutelata e non garantita alzi la voce nei confronti di chi, come me, è tutelato e garantito.